Bene, siamo di nuovo con gli esponenti del Volley Team Bologna presenti oggi per concludere questo gemellaggio sportivo dalla pista, ma poi continuerà ovviamente nel parco e anche nell'area gazebo. Avete appena premiato Michela Rossi, che è gentleman vincitrice appunto del confronto loro riservato. In questa seconda parte vi chiederei di parlare del settore giovanile e anche in particolare degli eventi e un po' della filosofia che sposa Volley Team Bologna. Quindi do subito la parola a Silvia Merciari, che è la responsabile della promozione riguardante il settore giovanile e anche dei progetti scuola. Buongiorno a tutti. Sì, noi cerchiamo di coinvolgere tutte le scuole di Bologna e provincia, in particolare del quartiere navile nel quale lavoriamo. Quest'anno abbiamo intensificato come ogni anno l'attività promozionale del Volley S3, che è il mini volley, che adesso si chiama Volley S3, e abbiamo anche aperto al Pilastro, che è un quartiere particolare con un disagio anche economico, sociale importante, quindi dove cerchiamo di far fare attività anche a molte famiglie che hanno difficoltà economiche. Cerchiamo di organizzare sempre parecchi eventi promozionali, quindi abbiamo fatto anche per esempio una bella festa di Volley S3 in Piazza dell'Unità, per coinvolgere a tutto tondo le famiglie, non solo le bambine, ma nell'attività che poi le porterà magari ad essere delle atlete. Facciamo ogni anno progetti scolastici gratuiti proprio per far conoscere questo meraviglioso sport che è molto socializzante chiaramente, dove la palla va passata per costruire un'azione, e in tutte le scuole, in molte scuole elementari e medie. E quest'anno devo dire che incredibilmente abbiamo avuto una grande richiesta per ragazze anche un po' più grandicelle che si sono avvicinate a questo sport perché vogliono conoscere la pallavolo, vogliono giocare, insomma sono anche stati anni particolari per loro, quindi è molto bello insomma vedere che sono tornati in palestra. Tra l'altro oggi ricordo che potete dare tutte le informazioni, avete i volantini, quindi invito tutto il pubblico a venire nella vostra postazione dove potranno ricevere anche informazioni più dettagliate. Un'ultima battuta sul progetto che avete avviato in Africa. Sì, stiamo costruendo un campo da pallavolo in Gambia. L'obiettivo non è solo costruire un campo di pallavolo per permettere ai ragazzi dei vari villaggi di quella zona di giocare, ma abbiamo aderito anche a un bando perché vogliamo fare di più, quindi vogliamo spogliatoi, gradinate, le luci per farli giocare anche la sera, addirittura i pulmini per raccogliere i bambini dai vari villaggi e fare formazione online ai ragazzi che vogliono diventare allenatori di pallavolo. Quindi speriamo di farcela. Bene, grazie a Silvia Merciari. Ultime due battute con Mila Rossi, che è la responsabile degli eventi. Parliamo un po' anche della tua attività, hai fatto un grandissimo lavoro e un accenno se vuoi ai progetti futuri, altrimenti poi ce li svelerai prossimamente. Sì, allora la Coppa Italia è stata una bella manifestazione che ha raccolto 12 squadre della categoria B2, B1 femminile e B maschile. È stato un grande ritorno di pubblico, finalmente ritornati tante persone a Bologna. È stato abbastanza impegnativo ma di grande soddisfazione. E poi vabbè, la ciliegina sulla torta è che ovviamente la nostra prima squadra si è aggiudicata la Coppa, quindi direi che non poteva finire che meglio di così, insomma. Bene, grazie Gianluca. L'ultima domanda, com'è stata questa esperienza all'ippodromo? So che tu comunque ci sei già venuto, sai anche, insomma, ti piacciono abbastanza anche le corse. Com'è stato questo gemellaggio e tornare all'ippodromo e anche vedere quest'ultima corsa? Sono molto contento di vedere tantissima gente qui all'ippodromo, vuol dire che è uno sport vivo e quindi un'altra cosa che ci accomuna con la pallavolo è proprio questa, la presenza di tante persone appassionate che continuano a venire a partecipare al massimo, in questo caso alle corse, e da noi a fare il pubblico delle nostre partite. Quindi speriamo di rivederci ancora per queste manifestazioni che sono sempre belle. Ricordo che noi siamo dietro le tribune, c'è un campettino, stiamo facendo giocare i bambini e quindi se volete venire là ci trovate. Bene, grazie ancora, vi ringrazio. Quindi adesso vi congedo, ringrazio anche il vicepresidente Michele Canali e Francesca Ritti, responsabile dell'ufficio stampa tipo gruppo Cesenate. Dalla pista è tutto e niente, vi aspettiamo tutti al Parco Giochi.